ore 6 puntuali da Caprino. Il nostro gruppo è pronto per questi circa 10 km di pellegrinaggio per 700 metri di dislivello che ci porteranno su al santuario. Porteremo anche questa bandiera, che è la bandiera delle 56 bandiere dei 56 popoli che sono venuti sul Garda Veneto nel 2024 come turisti, come simbolo di unione e soprattutto per dire grazie a questa stagione passata e alle prossime future, quindi siamo anche emozionati ma siamo pronti perché abbiamo una responsabilità molto grande nei confronti di queste persone che ci scelgono per venire qua in vacanza ma anche per il nostro territorio, quindi volevamo proprio creare un ponte tra il lago, l'entroterra e il nostro Baldo.